Sure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Che squadra ragazzi, cioè capite, io sono qui dalle 6, ma da più di mezz'ora ci sono i registi Simone 1, Simone 2 che stanno preparando, allora metti questa foto, prepara quell'altra canzone, cioè capite la voglia di costruire un prodotto, un format come il nostro, una rassegna stampa che non è una rassegna stampa, che ha anche musica, che ha anche sciocchezze per cercare di sorridere a una vita sempre più triste. Muoiono tutti, porco d'un cane, ragazzi. Adesso tra poco vi faccio vedere cosa non titolano quest'oggi i quotidiani. Buongiorno quindi, buongiorno. Sammy Varini in diretta nazionale su Radio Libertà. Buon mattino, ancora per oggi, ultimo giorno, sirri, che cominciamo la rassegna stampa alle 8:30 e che andiamo in onda in replica alle 18, ma anche più tardi in versione notturna dopo le 21:30. Poi da lunedì si comincia alle 7:30, ragazzi, che è già tardi, insomma, però vabbè, storicamente Radio Libertà, ancora ai tempi di Radio Padania, ha sempre aperto a quell'ora. 7:30 da lunedì si comincia la rassegna stampa prima, parte l'orario autunnale e all'autunno ci avviciniamo, quando arriva Pontida arriva anche l'autunno il 21 di settembre, proprio autunno, il 21 settembre, porco cane. Vorrei, parlo con Simone 1, Simone 2 e i registi che appunto ringrazio per questa passione incredibile, cioè addirittura volevano entrare prima delle 8, Sammy, facci entrare, vogliamo lavorare, vogliamo renderci utili, guarda, la signora gentilissima delle pulizie è già passata, quindi cominciamo inquadrando i gadget di Radio Libertà, perché sono arrivati ieri gli ultimi gadget di Radio Libertà. Ci avete rotto le scatole a più non posso, ragazzi miei. Guardali qua, chi ci guarda in radiovisione, sui social, sul sito radiolibertà.net, sulla nostra app. Eccoli, i portachiavi bruciacchiati di Radio Libertà. Stupendi, bellissimi, roba che costa poco, 5 euro per dare una mano alla nostra redazione, un contributo volontario di 5 euro. Portachiavi con scritto Radio Libertà, incalcato, anche questa in una versione molto più elegante, bello. Poi chiaramente ci sono anche i miei portachiavi. Allora, io non li avrei... No, non dovete ridere, non dovete... Cosa c'è? Non ti piace la mia faccia? Volevi metterci la tua in versione barbuta? Allora, io non volevo farli, ma avete insistito così tanto, ma così tanto, che alla fine ne abbiamo fatti una quantità, signori, minima, A differenza dei portachiavi proprio della radio, quelli con l'effigie di Sammy Varin sono davvero pochi. Quindi i primi che arriveranno a Pontida domenica 21 settembre è chiaro che se li porteranno a casa uno per uno, mi raccomando. Anche il 14 settembre, domenica prossima, saremo allo Spiedo Padano di Rovato in provincia di Brescia e chiaramente i primi che arrivano si portano a casa i nostri gadget. Stanno già arrivando i messaggi WhatsApp. Fammi sentire cosa dice questo, dai, sul cursore, perché stanno già sicuramente gente che vuole prenotarli, perché cioè, ho capito, siete dei pazzi, in rassegna stampa mi prenotate i gadget, sentire. Cosa c'è? Certo che non sapete più cosa inventarvi. Certo. Anche i mestoli. Sì. Un tagliere, mi sembra di aver visto la polenta. Brava. Siete proprio alla canna del gas. È vero. Beh, comunque sul so gas. Che non si possono prenotare. Cosa? I gadget, ma io voglio prenotarmi uno con la tua facciona, un portachiavi con la tua facciona. Grazie. Dai, uno tenemelo da parte. Beh, non lo so, perché guarda, sai com'è, no, scherzi a parte, è difficile, perché ognuno, allora c'è dal Friuli Venezia Giulia mi ha scritto Miki che vuole proprio il set completo, facciamolo vedere, dai, mi sembra di essere, ma meglio di Acerbis, lo amiamo.
cacchio ridi? Il set completo, signori, per fare la polenta, i mestoli bruciacchiati con scritto Radio Libertà, se la stanno ridendo a più non posso i nostri registi, ma non c'è niente da ridere. Siamo alla canna del gas e sul gas cuociamo la polenta, c'è anche la pentola bruciacchiata pure perché l'abbiamo cotta l'altro giorno. Tutta questa roba chiaramente sarà in distribuzione negli eventi con Radio Libertà il 14 settembre al pranzo di Rovato, il 21 di settembre a Pontida. Per i primi che arrivano, guardaci anche sotto pentola. Tu ce l'hai sotto pentola con scritto Radio Libertà? No? Un minimo di contributo volontario e te lo porterai a casa, capito? Adesso non cominciate a telefonare, a scrivere, no, non accettare telefonate perché non si può fare. Comunque grazie, c'è un affetto bellissimo, lo riusciamo a percepire, faccio finta di niente, vi do appuntamento a più tardi perché torneremo sull'argomento Pontida, sull'argomento Radio Libertà. Sì, abbiamo le pezzi al culo, però vendiamo anche le mutande di Radio Libertà. Cosa non si fa, ragazzi, per attirare l'attenzione? Cioè, capisci che sulle altre radio c'è la rassegna stampa tutta paludata, signore e signori, buongiorno, anche oggi si parla di guerra in prima pagina. Sto cavolo, noi parliamo dei gadget di Radio Libertà. No, torniamo seri, quando mai lo siamo stati, vi faccio un panorama sulle prime pagine di quest'oggi, perché giustamente, ragazzi, qui stanno morendo tutti, tocchiamo i sacrosanti, ma la morte di Giorgio Armani è un qualcosa che ci ha colpito. Tu dici, che aveva 94 anni, giù di lì, e cioè a un certo punto purtroppo è il momento. Ma sai che la sensazione che ho è che l'Italia non venga più... Da chi viene rappresentata adesso l'Italia nel mondo? Da chi? Il Corriere, l'abbraccio del mondo al signore della moda. Repubblica, addio Re Giorgio, che non ci piace neanche un po', perché ci ricorda un altro Giorgio napolitano che non stava simpaticissimo dal punto di vista politico. La Stampa, Armani, l'Italia. Il Resto del Carlino, anche lui, Re Giorgio. Il Fatto Quotidiano non lo mette come titolo principale. Il Messaggero, Re Giorgio. La Verità non lo mette come titolo principale. Il Giornale, il re è morto. Libero fa polemica anche sul morto. Addio a Re Giorgio, non tiratelo per la giacca, perché la sinistra aveva tentato di farlo suo in passato. Il Tempo, la meglio Italia. Il Sole 24 Ore, Giorgio Armani, maestro di stile e signore della moda italiana. Il Domani non lo mette tra i titoli principali. Il Secolo d'Italia, addio Re Giorgio. Se n'è andato Armani, icona di stile nel mondo, la Meloni un simbolo dell'Italia migliore. Il Manifesto non lo mette in titolazione, neppure l'Unità. Il Riformista, addio a Giorgio Armani, anche l'Eterno ha una fine. Il Gazzettino, addio Re Giorgio. Il Mattino di Napoli, ciao Giorgio, mago della bellezza. Penso che ce l'abbiamo quasi fatta, ci sono poi giornali minori, ma comunque questo è l'andazzo. Stavo guardando la notizia, il quotidiano La Notizia, giornale.it, che mette la foto di Salvini, sicuramente spareranno qualche cacchiata. Ecco, falso allarme, Salvini grida al terrorismo, che però non c'è. Siamo simpaticissimi al quotidiano La Notizia, scrive anche effetto Vannacci, altri AD al Carroccio, territori in rivolta. Ragazzi, io non ho percepito, oggi uso il termine percepito, questa cosa dei territori in rivolta. Chiaro che, ve lo dico col cuore in mano, da militante Lega, da leghista Ria del 1987, chiaro che
come vale per Fratelli d'Italia e per altri partiti che adesso si avvicinano alle elezioni regionali, se metti dentro qualcuno che conosci, caro Vannacci, deve essere persona in gamba, fidata, in gamba. Non cominciamo a mettere dentro in lista persone che non capiscono un cazzo di politica. Voglio essere chiaro. No, chiaro e pacato, lo dico al generale Vannacci, ci conosciamo, ci siamo intervistati, eccetera. Non facciamo queste cazzate. Qualcuno chiaramente ci mancherebbe, sei vice segretario della Lega, vice premier non ancora, giustamente puoi dare dei consigli, puoi dire sì, questo lo vorrei candidato in consiglio regionale in Toscana, visto sei anche responsabile della campagna elettorale. Cerchiamo di rispettare prima di tutto magari chi è arrivato un pelino prima, secondo di tutto la caratura, l'esperienza, il capire qualche cosa di politica e di territori. Non facciamo le stesse pirlate che ha fatto qualcun altro di centrodestra. Chiusa la parentesi e mi scuso, perché la verità sta sempre nel mezzo. Questi giornali si divertono a sparare cacchiate, come la notizia che dice Salvini grida al terrorismo che però non c'è, chissà perché. Adesso andiamo sugli altri quotidiani e tutti parlano di allarme terrorismo. La notizia sveglia. No, ma gli vogliamo bene, però ci sembra un po' strano, veramente. Andiamo sul Riformista? Va bene, andiamo sul Riformista. Che cosa titola oggi il Riformista, che non è un giornale leghista, non mi risulta in prima pagina? Allerta terrorismo. Sì, si parla proprio di Viterbo. Di Viterbo, signori, fermati 2 turchi con mitra e pistole pronti al fuoco sulla folla. Oh, e non c'è allarme terrorismo, oh, tranquilli, tutto bene, tutto bene. Allarme cellule jihadiste in Italia. Una fonte al Riformista, falla negli 007. E questo è il Riformista, tipico giornale leghista o di centrodestra. La Sensta, però, per dirvi, è dura anche avere pazienza a fare rassegna stampa, Poi ce lo raccontiamo il 21 di settembre, quando mi verrete a trovare al gazebo di Radio Libertà in quel di Pontida. Dai, tuffiamoci sui quotidiani. Poche palle, andiamo sulla Verità, perché ieri l'abbiamo tenuta per ultimo, oggi la teniamo per prima. Il quotidiano La Verità, ma guarda un po', in centropagina scrive: mamma li turchi, strage sfiorata in processione. A Viterbo sventato un attentato contro la popolarissima festa di Santa Rosa. Oh, Santa Rosa, io che pensavo fosse una marmellata, c'è pure la festa a Viterbo con le luci spente. Beh, è una roba bellissima, ragazzi. Solo che c'erano 2 uomini originari del paese islamico che erano in un bed and breakfast con mitragliatrici e caricatori. Sappiamo che in certe zone del sud si usa festeggiare sparando. E là, viva Santa Rosa, eccetera. Buona Santa Rosa, anch'io mangio marmellata. Non penso che volessero fare questo tipo di feste. Spunta pure la pista del traffico d'armi, sicuramente, ma la sensazione è che ci fosse dietro qualcosa. Allora, la notizia è partita ieri ed è covata tutto il giorno. Si è cominciato a parlarne in maniera molto seria, con un po' di paura, ma non si sa niente di più. Capisci? Cioè, c'era un fracco di gente, hanno tirato fuori quelli della Digos, eccetera, per proteggere i politici. Che cavolo è successo a Viterbo? Chiaramente chi ci segue da quella zona, dove arriviamo benissimo anche in DAB, ci può far sapere le sensazioni. Ma siamo sul quotidiano La Verità e, mentre a Bruxelles la von der Leyen è sotto assedio, l'Europa non si regge in piedi, ma vuol farci cambiare sesso. D'accordo? L'avvocato della Corte di Giustizia UE dice che bisogna imporre agli stati di riconoscere il cambio di identità
neppure a chi non si è sottoposto a un'operazione. Ah, la famosa identità è che te la senti qua in mente, in testa, no? Per cui la mattina ci si sente femmina, il pomeriggio maschio e la sera un po' di chi, un po' di là. Va bene giocare con le parole o i diritti, ma la realtà ha un limite, cari amici europei. Il piano di Gualtieri per paralizzare Roma. In centro a 30 all'ora, scrive Laura della Pasqua, siamo sempre sul quotidiano La Verità. Chiaro che noi ci scherziamo, ci ridiamo, ma poi alla fine hanno sempre ragione loro, i piddini, perché in effetti questi fanno il loro discorso dicendo ma tanto a Roma più di 20 all'ora non ci vai nel traffico, anzi è meglio che vai piano perché con le buche che ci sono per terra rischi di sfasciare l'automobile, se poi sei in moto peggio ancora, muori. Quindi a un certo punto l'hanno fatta apposta sta cosa, diceva sì, mettiamo al limite a 30 all'ora, è già tanto, è già tanto. Santa polenta, fammi entrare all'interno del quotidiano La Verità. Sì, oggi voglio esagerare, basta che poi non mi giriate su Radio Popolare, non fate i comunisti, che questa è una rassegna stampa preziosa, anzi, picciu, chi mi sta seguendo sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, 1 milione di follower, sapete cosa dovete fare? Prima di tutto ciao ciao, inquadrami che saluto, guardi, ciao, fatemi fare ciao, non mi devi salutare anche tu, Simone che vi saluta, ciao, eccolo qua Sammy Varin che vi saluta, ciao, sto facendo esercizio di manipolazione. Schiacciate il pulsante condividi, condividete questa rassegna stampa sulla vostra pagina Facebook o ancora meglio inoltratela, speditela tramite WhatsApp ai vostri contatti più interessanti, perché quello che diciamo che facciamo qua dentro non lo fa nessuno, è un modo di fare radio che non si usa, perché adesso la radio è finta, la radio è premeditata, anzi preregistrata o addirittura come fa qualcuno vanno in diretta ma sono in ritardo di 10 minuti, così se per caso diciamo una cazzata possiamo cancellarla, no, noi le cazzate le diciamo e le ripetiamo, vanno anche in replica addirittura. Che storie. Senti un po', torniamo, sì, basta, adesso sei sempre a inquadrare Sammy Varin, dicevi, ma sei tu che ce l'hai chiesto? Pagina 8, quotidiano La Verità, arrestati turchi potevano sparare sui fedeli. La Digos ha fermato 2 uomini in un bed and breakfast a Viterbo. Avevano mitra, pistole, munizioni. Il sospetto è che preparassero un attentato contro l'affollata processione per la festa di Santa Rosa. La cerimonia si è tenuta lo stesso, ma in un regime di massima sicurezza. Quindi un bed and breakfast posizionato alla fine del percorso della processione. Dietro a una porta chiusa ci sono 2 persone che non hanno l'aspetto dei turisti. Sono 2 cittadini turchi ma di etnia curda, 22 anni, di Eminleri Anatolia, 34 anni di Bey Pazari, distretto di Ankara. Ed è a questo punto che il giorno della festa si trasforma in una storia di armi, di mafia turca, di documenti falsi. Il primo indizio lo coglie un uomo che non è un poliziotto ma ci è cresciuto accanto. Il gestore del bed and breakfast è il fratello di un agente dell'anticrimine, è l'occhio allenato alle stranezze. 2 ospiti turchi, pochi bagagli, 1 settimana di permanenza in un punto da cui avrebbero potuto sparare sui fedeli in processione. Parte una segnalazione, il questore Silipo viene subito avvisato, il capo della Digos non perde tempo, prende 5 uomini, un passepartout, una decisione, entrare. Un'azione alla Serpico, armi in pugno, nessun rumore, uno dei 2 in piedi, l'altro sdraiato sul letto, hanno una mitraglietta d'assalto, 2 pistole, 3 caricatori pronti all'uso, munizioni calibro 9x21, non c'è il tempo per pensare. Li bloccano, li ammanettano, in un caso il nome corrisponde al documento d'identità lasciato in portineria, nell'altro no. In un primo momento si pensa a un'identità di copertura, ma più si scava su quei 2 più emerge che probabilmente ci sia un terzo uomo in fuga, e mentre scattano le ricerche i 2 curdi vengono rinchiusi. Il
PM fa partire subito la comunicazione per la nomina di un avvocato e sui primi documenti giudiziari compare il nome dell'avvocato Sicilia. I due però poco dopo dicono di avere un difensore di fiducia e bla bla bla. Prosegue la storia. Ti ripeto, una storia finita bene, ma che viene molto sottovalutata da certi quotidiani. E c'è forse da pensarci, ci arriviamo tra poco, perché lo mette in prima pagina il quotidiano La Verità, ma altri quotidiani cercano di capire un attimo cosa sta succedendo. Intanto, giustamente, Gualtieri, con tutte le emergenze che ci sono, fa la guerra all'auto. Ma te l'ho detto, questi proprio sono deviati mentalmente. Dove c'è il PD che governa succedono cose strane, si fanno strane leggi. A Milano si vieta il fumo all'aperto, a Bologna, anche lì c'è il PD, si distribuiscono le pipe per fumare il crack. Cioè, capisci che uno dice, ma per fortuna che avete introdotto lo psicologo del PD, ma andateci. Roma fa la guerra all'auto, limiti di 30 all'ora e fasce ecologiche. No, ma io sono d'accordo, te l'ho detto, più di 30 all'ora. Se andate più di 30 all'ora a Roma, sfasciate l'automobile. Il sindaco Dem sogna una città a passo d'uomo. Picciu, pure fuori dal centro storico. Ingresso vietato ai veicoli più inquinanti. Ok, bella lì. C'è un riquadro, cambiando argomento, sulla Verità e sui social. Dobbiamo fare i complimenti al vice segretario della Lega Stefani, che ha salvato una donna aggredita in macchina. Alberto Stefani, lo conosciamo, è anche un personaggio che potrebbe essere candidato alla guida della Regione Veneto, ma non c'entra niente. L'altro giorno ha sventato l'aggressione ai danni di una donna sulla statale 16 nei pressi di Battaglia Terme in provincia di Padova. Si stava recando a un convegno e ha notato un uomo seduto sul sedile posteriore di un'auto mentre colpiva ripetutamente la donna. Senza esitazione ha seguito il veicolo, ha avvisato i carabinieri che sono intervenuti rapidamente fermando l'aggressore. Stefani ha ringraziato le forze dell'ordine dicendo: chi tocca una donna tocca tutti noi. Subito dopo ha prestato testimonianza e consegnato i video che documentano l'accaduto, pubblicandone uno anche sui social. L'intervento ha permesso di bloccare la violenza prima che la situazione degenerasse, e lo ha pubblicato questo video anche la Lega. Siamo sempre sul quotidiano La Verità. Sì, oggi sono partito bene, ragazzi miei, e oltre che facendovi vedere i nuovi gadget di Radio Libertà che sono arrivati ieri, grazie naturalmente al nostro intenditor Marco Grimoldi, è lui responsabile gadget di Radio Libertà, ed è lui che sta preparando la pentola con dentro la polenta. Sì, ma è da preparare la polenta, non vi diamo anche la polenta a Pontide? Poi cos'altro volete? Non ho capito. Perché ci saranno in distribuzione anche i mestoli di legno bruciacchiato con scritto Radio Libertà, ragazzi miei. Un mestolo non è per sempre, io ne rompo uno al mese praticamente. Dici, perché faccio delle schifezze tali che sono così pesanti, così attaccati, che si rompono? È meglio che ve ne portiate a casa qualcuno. E il 21 di settembre sul Sacro Pratone di Pontida, allo stand di Radio Libertà, avremo questi preziosi gadget, preziosi. Dai, tra poco c'è la pausa, ma io mi rituffo sui quotidiani. Andiamo su Avvenire, che ha un titolo che ci dà speranza. Si intitola il titolo Diritto al futuro. Il Papa riceve Herzog e chiede garanzie per i palestinesi. La soluzione è quella dei due stati. Dai volenterosi, con la V maiuscola, sostegno a Kiev con una forza di rassicurazione. Bellissimo questo termine. Ci rassicura questa forza. Una forza di rassicurazione. Meloni, ma niente truppe. Quindi una forza che rassicura, ma niente truppe. Anche qui ci vuole lo psicologo, in senso buono, chiaramente non glielo indichiamo certo la Meloni, però capire
Che cazzo voleva dire? Papa Leone XIV ha ribadito i punti fermi della Santa Sede sulla crisi a Gaza nell'udienza al presidente di Israele Herzog. Tutela dei cristiani, fine dei combattimenti, liberazione degli ostaggi e la soluzione diplomatica dei due stati. Meno chiare le posizioni a Parigi alla riunione dei volenterosi convocata da Macron. Da remoto, come altri, anche la premier Giorgia Meloni. Il capo dell'Eliseo ha insistito sempre più solo sulle truppe post-conflitto e ha assicurato che le garanzie di sicurezza chieste da Zelensky sono addirittura d'arrivo con la collaborazione degli USA. Trump è intervenuto attaccando invece Ungheria e Slovacchia che continuano a comprare il petrolio da Mosca. Questa è la rassicurazione del quotidiano Avvenire, ma faccio in tempo a dire anche quello che c'è un po' più in basso in centropagina, perché il governo riapre le frontiere per gli ingressi delle badanti. Nel decreto flussi c'è anche più tempo per le pratiche di ricongiungimento familiare. Non è quindi un decreto flussi, ma il provvedimento varato ieri dal Consiglio dei Ministri in 12 articoli introduce anche cruciali disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio. Nella bozza del testo diverse novità, a partire dalla norma che introduce una sorta di corsia speciale senza il tetto previsto dalle quote dei flussi per i lavoratori assunti come badanti o assistenti domiciliari di persone disabili o di grandi anziani, categorie molto richieste dalle famiglie italiane. Viene inoltre esteso a 1 anno il permesso di protezione per le vittime di tratta, di sfruttamento, di violenza domestica e salgono da 90 a 150 giorni concessi a chi arriva per preparare le pratiche necessarie a richiedere il ricongiungimento familiare. Così il quotidiano Avvenire. Così la rassegna stampa, che non è una rassegna stampa di Sammy Varin, che si ferma come ogni mezz'ora perché c'è la pausa musicale, c'è l'artista indipendente. Oggi andiamo a Brindisi. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Abbiamo acceso le luci psichedeliche in studio perché questo è veramente un pezzo psichedelico, meditativa. La musica di Radio Libertà vi fa pensare. Sì, qualcuno sta pensando che cos'è la forza di rassicurazione. Ma prima o poi lo capiamo. No, bravo, si fa chiamare Zodiac. Lui è Gabriele Schirosi da Brindisi. Rock My World, la sua ultima produzione. Lui è produttore, DJ, con uno stile personale che fonde elettronica, urban pop. Interessante pausa musicale per riportarvi il buongiorno da Sammy Varin, ma anche il buon pomeriggio e buonasera, visto che andiamo ancora in replica oggi dopo le 6 di sera. Il buongiorno lo tiriamo anche attraverso i vostri WhatsApp. Non ve l'ho detto, ma potete scrivermi, certo, al 340 67 09 659 per trasmettere il vostro pensiero, per dire cosa ne pensate di quello che vi dico, che vi faccio, ma soprattutto che vi leggo in rassegna stampa. Chiaramente, sì, adesso ho lanciato i nuovi gadget di Radio Libertà, mi stanno arrivando i complimenti, quello che dice ma siete mortaccioni, avete le pezze al culo, vendete i mestoli. Non li vendiamo, chiediamo un sostegno economico, un contributo volontario per il mestolo. Ragazzi, bellissimo, eh? Dai, adesso lo volete rivedere? Ve lo facciamo rivedere. Guarda qua che belli. I mestoli con scritto Radio Libertà in legnetto bruciacchiato li distribuiremo a Pontida il 21 di settembre, ma anche la domenica prima, il 14 di settembre, al pranzo di Rovato in provincia di Brescia. Roba introvabile, soprattutto, certo, la cosa più bellina sono i portachiavi in legnetto bruciacchiato con scritto Radio Libertà e quelli con l'effigie di Sammy Varin da mettere in macchina al posto della calamita, con su scritto vai piano, pensa a me. Roba introvabile, certo, roba che è da collezionisti, minimo. E io posso soltanto dirvi: cercate di arrivare presto a Pontida il 21 di settembre, o se arrivate tardi mandate un emissario che passi subito dallo stand di Radio Libertà, perché le quantità sono minime. Certo, se è roba da collezionisti non possiamo farne 500.000 esemplari, non ci abbiamo i soldi. Ritorno in rassegna stampa, vai. Piacerissimo, grazie che vi piaccia questo tipo di rassegna stampa che non c'entra niente proprio con la rassegna stampa, ma ritorniamo per un attimo al quotidiano La Verità, che giustamente è preoccupato, ma non è l'unico, e fa ridere perché ce ne sono alcuni che proprio dicono: ma quale allarme terrorismo, ma cosa ce ne frega, arrestati i turchi, potevano sparare sui fedeli, e ciò che sta avvenendo impensierisce parecchio, e lo vedremo tra pochissimo sul quotidiano Il Tempo, dove si parla anche di Lega e di una stretta che la Lega chiede proprio sul fronte dell'immigrazione irregolare e di chi si macchia di certi delitti. Andiamo su Repubblica perché Repubblica è quella che ha il record di pagine dedicate, giustamente, alla morte di Giorgio Armani, ci mancherebbe altro. Repubblica gli dedica ben 14 pagine per la morte di Giorgio Armani, ma
Quello che interessa a me, lo sapete, se ne parlano tutti gli altri, io non ne parlo. Avete scelto la radio che fa tutta un'altra musica in tutti i sensi. Bene, io vado a pagina 25 del quotidiano Repubblica, faticosamente, perché girare Repubblica è una roba che ti fa sospirare. All'interno di Repubblica il governo non sale sulla flotilla. Bello questo titolo, il governo non sale sulla... Perché pensavate che noi salissimo anche noi? Attenzione, secondo me è un progetto bellissimo. Peccato che questi, oltre a gridare Palestina libera, non urlino anche fuori dalle palle Hamas. Cioè su Hamas stanno assolutamente zitti e questa cosa ci preoccupa davvero. Poi forse c'ha anche ragione il governo a dire, beh, è una roba politica, ragazzi, sì, sarete tutelati, ma adesso non è che vi dobbiamo fare la balia. Se volete andare dove sparano, fate attenzione, mi raccomando, ma gli italiani saranno tutelati, è il sottotitolo a pagina 25 di Repubblica. La Premier critica la missione in partenza, ci sono canali umanitari più efficaci, per l'opposizione è evasiva, fa firulì firulà. Alessia Candito scrive: il governo assicura che saranno adottate tutte le misure di tutela per connazionali all'estero, tuttavia avvalersi di canali umanitari già attivi eviterebbe rischi derivanti da recarsi in una zona di crisi e conseguente onere a carico delle diverse autorità statuali. A 24 ore dalla missiva con cui la leader Dem Ellis Line ha chiesto all'esecutivo protezione diplomatica per imbarcazioni e equipaggi della flotilla, arriva la risposta scritta anche questa della Premier Meloni, pur assicurando come sempre in queste condizioni assistenza, non risparmia frecciate a chi ha sposato un'iniziativa di natura simbolica o politica, operazione di pura propaganda. Precisano nel frattempo i suoi, che verrà portata avanti a prescindere dai potenziali pericoli e dalla limitata quantità di aiuti trasportabili. Toni non poi così diversi usa il presidente, il premier Tajani, che giorni fa aveva ammesso che a bordo non ci sono terroristi, ma della flotilla parla come gesto simbolico che non risolve la carestia, pur assicurando assistenza consolare. D'accordo. Che cosa fareste voi? Io certo non è che faccio l'applauso a quelli della flotilla, però dico, cosa stiamo facendo altrimenti, oltre che parlare per dire basta ammazzare gente nella striscia di Gaza, gente che non c'entra niente, ma io dico, ma cosa ne sai che non c'entra niente, Sammy Varicio, l'angioletto e il diavoletto che mi parlano sulle spalle, Cosa ne sai che sono gli israeliani a sparare e non Hamas? Questi sono tutti punti interrogativi che mi mettete voi sul tavolo e io certamente li ritrasmetto. Fatto sta, insomma, che questa flotilla sta avendo una pubblicità pazzesca su tutti i giornali, i telegiornali e una pubblicità pazzesca anche naturalmente dal punto di vista politico al PD, che per il momento non sale comunque nei sondaggi, sale, non fa male, però per ora scende. Sono su Repubblica e ci resto, ragazzi, dai, perché c'è l'intervista a Landini che ci dà una notizia: non scenderò in politica. Sentito l'applauso, chi è che ha applaudito? Piano di sopra, io vi parlo da via Bellerio, chiaramente sopra di noi c'è il federale, poi c'è l'ufficio di Salvini, qualcuno ha applaudito. Landini, il governo deve 1.000 euro a ogni lavoratore, non scenderò in politica. Pagina 33 di Repubblica, il leader della CGIL chiede di restituire i soldi persi con il drenaggio fiscale, sono state pagate più tasse per 24 miliardi. Resterò segretario anche durante le elezioni, basta con i pettegolezzi su una mia candidatura, capito? Siete delle pettegole voi di Radio Libertà. Va bene, d'accordo, ci crediamo, Andiamo a pagina 34, regionale, i pressing PD su De Caro, Schlein in Puglia, nodo Vendola, ma poi nella pagina successiva Salvini incontra Zaia, poi il virgolettato, il Veneto alla Lega. Tajani apre a Calenda.
Faccia a faccia tra il leader del partito e il presidente a Palazzo Balbi. Restano le incognite su lista e futuro dell'uscente. Ancora lui, Matteo Pucciarelli. Un incontro cordiale, ma nessun passo avanti verso la risoluzione del rebus Veneto. Matteo Salvini e Luca Zaia si vedono a Venezia a Palazzo Balbi, la sede della regione che Fratelli d'Italia vorrebbe scippare alla Lega. Di cose da dire tra i due ce ne sarebbero molte, non solo se il partito riuscirà a tenersi la guida del Veneto, ma anche con quale candidato, con quale composizione delle liste. E infine poi che il futuro tracciare per il Doge, il quale si sarebbe voluto fare volentieri altri 5 anni e raggiungere così un proprio personalissimo ventennio. La legge non ammette deroghe e adesso, nonostante il suo consenso personale sia rimasto alto, Zaia non ha altre carte in mano. Stiamo naturalmente leggendo Matteo Pucciarelli, abbiate pazienza, ma se siete suoi fan, sicuramente Vannacci lo è, pagina 35 quest'oggi del quotidiano Repubblica. Sto girando Repubblica, è incredibile, pazzesco, ma anche Repubblica parla di paura alla processione, arrestati 2 turchi con mitra e munizioni. Non parla apertamente di allarme e terrorismo, però vediamo che si è impaurita Repubblica. Vuol dire forse che c'è qualcosa di vero che impensierisce questa situazione dei turchi. Staremo a vedere. Intanto, certo, io svolazzo ulteriormente su altri quotidiani. Sono indeciso tra Libero e Il Tempo. Cosa preferite? Vorreste tutte e due. Li avrete certamente, ma prima allora vado sul Tempo, perché a proposito di allarme terrorismo e Il Tempo è proprio sull'argomento quotidianamente, ci va giù pesante, poi certo non lo fanno entrare alle conferenze stampa e chissà come mai, dici tu. Il Tempo, titolo principale: la meglio Italia, la morte a 91 anni di Giorgio Armani, re indiscusso della moda, simbolo dello stile italiano nel mondo, il testamento lasciato sui social, il segno che spero di lasciare è l'impegno. Lunedì, lutto cittadino a Milano, e chissà in quanti questa mattina sono andati al lavoro vestendo Armani. Di spalla sul Tempo il caso Flotia, Meloni a Schlein per gli aiuti umanitari, esistono altri canali, ma sicurezza garantita. La Premier risponde alla segretaria Dem dicendo: tuteleremo i nostri connazionali. La missione della relatrice ONU, l'albanese ammette: foto con Annun, se non ho controllato me ne prendo la colpa. Questo è un altro richiamo in prima pagina sul quotidiano Il Tempo, che poi parla anche di moschee abusive. Il blitz a Roma del Carroccio, la Lega fa la mappa delle moschee abusive. Cisint, qui nasce il radicalismo islamico. A Roma la Lega mapperà i centri islamici irregolari, dietro ai quali si celano luoghi di culto non autorizzati, dove nasce il radicalismo. Chiaramente non soltanto a Roma. E per fortuna, ragazzi, che la Lega c'è. Se continuate a votare da altre parti, ci saranno altri interessi probabilmente, e prima o poi sotto casa vostra ci sarà lo spacciatore marocchino che venderà droga a vostro figlio. L'attacco sventato a Santa Rosa, spunta la mafia turca, dietro gli arresti di Viterbo, presi i 5 complici. Questa è la prima pagina del quotidiano Il Tempo, che si occupa anche dell'esame di maturità, la riforma in legge, scena muta all'orale, bocciatura assicurata. Esame di maturità si cambia, solo 4 le materie da portare, bocciato chi fa scena, muta all'orale, e anche chi fa scena, anche quella è una scena. Andiamo all'interno del quotidiano Il Tempo, perché Albanese, la relatrice ONU che è tanto sponsorizzata da una certa sinistra, ammette: l'evento con Annun non ho controllato, mi prendo la colpa. La relatrice ONU al Senato risponde sulle foto con l'uomo vicino ad Hamas, dicendo: non guardo la carta d'identità di chi incontro, ma c'è un genocidio. Giulia Sorrentino ne parla, pagina 9 del quotidiano Il Tempo. Di spalla
A proposito di quello che sta avvenendo sotto traccia e che sta covando nel nostro paese a furia di far entrare immigrati, e pensate che ne sono entrati di meno degli altri anni, è chiaro che questi si organizzano per fare il cacchio che vogliono e magari portare avanti quello che davvero Hamas vorrebbe fare in tutto il mondo e preferibilmente qui a Roma, dove insomma c'è il Papa. È chiaro che se mettiamo un bel regime islamico a Roma facciamo una bella cosa. Suad Sbai, quel terrore dietro al business dei migranti. L'articolo è di spalla a pagina 9 sul quotidiano Il Tempo. Mai come adesso l'Italia si trova di fronte a una serie di sfide legate all'immigrazione irregolare e alla presenza di reti terroristiche che sfruttano i flussi migratori per diffondere ideologie radicalizzanti. Tra queste, un ruolo spesso sottovalutato o mal interpretato è quello di certi ambienti di sinistra che mostrano un atteggiamento ambiguo, addirittura favorevole nei confronti di organizzazioni come Hamas, gruppo considerato terroristico da alcuni paesi, ma che in alcune aree viene visto da alcuni come un movimento di resistenza. Questa dinamica rischia seriamente di facilitare l'ingresso e la diffusione di ideologie islamiste pericolose nel nostro paese, contribuendo a un processo di islamizzazione che mina la nostra sicurezza. In Europa e negli USA alcune correnti della sinistra politica hanno mostrato simpatia o tolleranza verso figure e gruppi legati ad Hamas, ridimensionandone la natura terroristica e presentandola come un difensore dei diritti del popolo palestinese in nome di pace e solidarietà. Questo atteggiamento finisce per creare un terreno favorevole alla diffusione di ideologie radicali all'interno delle comunità musulmane italiane ed europee. Il legame tra ambienti di sinistra e realtà vicine ad Hamas o ad associazioni che la sostengono rischia di costituire un ponte tra attività politiche e reti terroristiche, contribuendo a una preoccupante normalizzazione di visioni radicali nel dibattito. A questo si aggiunge il fattore migratorio. L'analisi dei flussi irregolari dall'Africa, soprattutto dal Sahel e dalla Libia, evidenzia un ulteriore elemento di rischio. Secondo una ricerca dell'Africa Center for Strategic Studies, negli ultimi 10 anni le organizzazioni jihadiste hanno ucciso più di 150.000 persone in Africa, con la maggior parte delle vittime concentrate nel Sahel, in Somalia, nel bacino del lago Chad. Le rotte del traffico di uomini, armi e droga sono spesso gestite da reti criminali che collaborano con gruppi jihadisti come Jamaat Nusra al-Islam, Uval Musli, Stato Islamico nel Sahel, Boko Haram. Queste organizzazioni sfruttano instabilità e povertà cronica per reclutare nuovi adepti, alimentando un business che finanzia terrorismo e contrabbando. In questo contesto, l'atteggiamento di certe aree progressiste dei cosiddetti bourgeois bohème rappresentano un punto debole. La loro inclinazione a minimizzare rischi facilita l'ingresso di ideologie radicali. Un approccio che mette in difficoltà la difesa dell'Italia e dell'Europa, in un momento segnato anche dalla crisi mediorientale. È quindi essenziale rafforzare il controllo delle frontiere, intensificare la cooperazione internazionale, promuovere iniziative di stabilizzazione nei paesi di transito. Solo un'azione coordinata può interrompere la spirale di illegalità e radicalizzazione che, se lasciata avanzare, rischia di condurre a un punto di non ritorno. La sicurezza nazionale e il modello democratico stesso sono in gioco. Ignorare il problema significherebbe esporre l'Italia a trasformazioni irreversibili. Così Suad Sbai questa mattina sul quotidiano Il Tempo, mentre nella stessa pagina giustamente si inneggia alla flotilla, e tutti amano questa flotilla, ma te l'ho detto, il fatto che questi non dicano Hamas fuori dalle balle è lo specchio, è la cartina tornasole che qualcosa non torna. Sempre sul Tempo, pagina 10, spunta la mafia turca dietro gli arresti di Viterbo, presi 5 complici, l'attentato sventato a Santa Rosa. Ma
un po' più in basso, il Consiglio dei Ministri approva un nuovo decreto flussi, stretta sui controlli dei contratti degli stranieri. Quindi se c'era un quotidiano, quello cattolico, Avvenire, che diceva ma sì, adesso fanno entrare badanti senza problemi, eccetera, la verità sta un po' nel mezzo. Un Consiglio dei Ministri importante, quello di ieri, che ha approvato un nuovo decreto flussi contenente misure in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri e il tema di gestione del fenomeno migratorio. E così vengono introdotti controlli di veridicità secondo quanto si legge nella bozza del testo sulle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri. Tra gli obiettivi delle norme è quello di accelerare il procedimento per l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con lavoratori stranieri. Da registrare poi il passaggio dagli attuali 90 a 150 giorni per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare. Continua il costante impegno del governo per promuovere un'immigrazione legale e scevra da inumani approcci ideologici, osserva dal canto suo il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Bellucci, che riassume il contenuto del provvedimento. In particolare spiega: per quanto attiene alle politiche sociali, abbiamo dato concreta attenzione al comparto dell'assistenza sociosanitaria a persone con disabilità e grandi anziani, stabilizzando il fuori quota senza limiti numerici. Ma poi prosegue l'articolo sul quotidiano Il Tempo, ma quello che interessa a me è quello che vuole fare la Lega da tempo, una mappatura delle moschee, perché purtroppo i terroristi passano di lì, a Roma, ma io aggiungo, mi raccomando Lega, non soltanto a Roma. Chiaro che il Tempo è incentrato soprattutto a Roma, e a pagina 11 del quotidiano Il Tempo la Lega avvia la mappatura delle moschee abusive a Roma, blitz di Cisint a Centocelle, Cisint europarlamentare della Lega, qui nasce il radicalismo islamico. Il carroccio contro i centri irregolari mascherati da luoghi di culto. Quello della capitale avrebbe ricevuto anche 2 milioni dal super bonus. Ceccardi, Gualtieri, intervenga. Sardone, non chiudiamo gli occhi. Giulia Sorrentino. A Roma la Lega ha deciso di mappare tutti i centri islamici regolari di Roma, troppi finti centri culturali dietro cui si cenano veri e propri luoghi di preghiera che non hanno autorizzazioni, il cui impatto urbanistico non è assolutamente da sottovalutare, ed è per questo che ieri si è svolta nella sala David Sassoli di Palazzo Valentin la conferenza Moschee, legalità urbanistica e trasparenza, promossa dalla Lega, con la partecipazione delle eurodeputati Anna Maria Cisinte, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, dei consiglieri capitolini Fabrizio Santori, Maurizio Politi, Antonio Giammusso e della responsabile nazionale per i rapporti con le comunità straniere, Suad Sbai. Roma è il cuore del cristianesimo nel mondo. A Roma si sta consumando un disegno di islamizzazione sistematica. Per questo dire qui no è ancora più importante, ed è doppiamente doloroso assistere al tentativo di sostituzione messo in atto da chi vuole imporre la Sharia e sovvertire il nostro sistema democratico proprio nel centro della civiltà occidentale e delle sue radici. Questa è la strategia dell'islamismo politico: crescere, diffondersi attraverso le moschee abusive, vere e proprie succursali del radicalismo islamico in Italia, spesso finanziate da organizzazioni fondamentaliste come i Fratelli Musulmani, come è accaduto a Centocelle, con circa 4 milioni arrivati dal Qatar, che comunque non saranno sufficienti, e 1.800.000 euro di super bonus 110%. Abbiamo dato il super bonus alla moschea. A sottolineare che la Lega è l'unico partito italiano che lo fa, vorrei che questo fosse chiaro, e lo facciamo con coraggio nonostante le minacce di morte continue. Vero, la Cisinte, la Sardone. Il tema della diffusione delle moschee abusive è un problema sempre più evidente su cui non si possono chiudere gli occhi, e la vice segretaria Sardone che parla così. Infatti anche Sbai, responsabile della Lega per i rapporti con le comunità straniere, ha sottolineato che questi centri non sono spazi di preghiera, ma sono strumenti
strumenti di penetrazione islamista. È ora di dire basta, pretendere regole chiare, tutelare i cittadini italiani e stranieri che vogliono davvero integrarsi, perché, come ha detto la stessa Susanna Ceccardi, c'è una totale assenza di controlli. Moschee abusive, tribunali islamici paralleli, donne sottomesse, non è integrazione, è un attacco alla democrazia. Il sindaco di Roma Gualtieri deve assumersi le sue responsabilità. La Cisinte poi, con il consigliere del quinto municipio, si è recata a Centocelle per denunciare la situazione della moschea, i cui lavori, dopo le denunce emerse dalle pagine del Tempo e oltre ai membri della Lega, anche da esponenti di Fratelli d'Italia come consigliere municipale Piattoni e Rocca, consigliere capitolino e presidente della Commissione Trasparenza di Roma, vanno ugualmente avanti. E qui ci fermiamo certamente, ma se volete addirittura ora c'è il QR che, inquadrandolo col vostro cellulare, vi fa sentire l'intervista della Cisint sul quotidiano Il Tempo, che vi consiglio davvero di acquistare perché dice cose veramente all'opposto rispetto ad altri quotidiani. Ma ci fermiamo? È certo che ci fermiamo, naturalmente. C'è la pausa, torniamo tra pochissimo, ma soprattutto, signori, tra pochissimo leggerò i vostri WhatsApp al 340 67 09 659. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Show me how you do that trick, the one that makes me scream. He said, the one that makes me laugh. He said, and threw his arms around my neck. Show me how you do it, and I promise that I'll run away with you. I'll run away with you. Spinning on that dizzy edge, I kissed his face and I kissed his head and dreamed of all the different ways I had to make him glow. Why are you so far away? He said, why won't you ever know that I'm in love with you? That I'm in love with you. You, soft and only you, lost and lonely you, strange as angels, dancing in the deepest oceans, twisting in the water. You're just like a dream, you're just like a dream. Daylight licked me into shape. I must have been asleep for days, and moving lips to breathe his name. I opened up my eyes
days. I found myself alone, alone, alone above the raging sea that stole the only boy I loved and drowned him deep inside of me. You, soft and lonely you, lost and lonely you, just like heaven. You, soft and lonely you, lost and lonely you, just like Melua Katie Melua, cantautrice georgiana britannica, nella musica indipendente con Sammy Varin, rassegna stampa, ma soprattutto con tutti voi, cari ascoltatori, voi che ci seguite sulla banda DAB della vostra autoradio, buon viaggio, voi che ci seguite sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier o sul canale YouTube di Radio Libertà, ma anche voi che siete sul sito radiolibertà.net, cliccate sostienici e poi abbonati e fateci un'elargizione di 5 euro per dire ciao Sammy Varin, ti sto ascoltando e ci sono anch'io. Poi siete in tantissimi che ci state scrivendo al 340 6709 659 perché questa è una rassegna stampa tra virgolette che sente anche il vostro parere. Se la sinistra facesse tutto quello che fa per Hamas e agli stranieri di un certo colore, all'Italia ed italiani, noi saremmo un paese meraviglioso. Salvatore scherza, ma è vero, c'è una certa sinistra che non fa il tifo per l'Italia, ma fa il tifo per altro, diciamo così. WhatsApp al 340 6709 659. Landini non scenderà in politica, e perché che cosa ha fatto fino adesso? Si è occupato dei lavoratori? Il sindacato e diritti LGBTQIA con la CGIL ci pubblica un volantino il nostro ascoltatore. E ancora WhatsApp, anche audio sul cursore, sentiamo che cosa dice questo. Buongiorno Sammy, Buongiorno. sono Albino, ciao. Ma noi qui a Torino abbiamo delle nostre espressioni, ad esempio tu prima hai detto Gualtieri, picciu, 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 picciu. Allora a Torino picciu sarebbe una parte dell'essere umano maschio, no? Però non solamente si riferisce a quella parte specifica, quanto al fatto che quando qui a Torino dico ma stai proprio in picciu, vuol dire sei proprio un cretino. Ma poi 3 volte bravo a vedere picciu, quindi vuol dire che quando tu sei troppo bravo sei un cretino lo stesso. Quindi uno può dire, la espressione noi usiamo più che altro non tanto per identificare la parte maschile, quanto per dire uno sei proprio un cremazza proprio in picciu, ma rumena le bale, no? Tanto per dire. Comunque, però è giusto, mi piace molto. Cos'è Gualtieri? Picciu, 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 picciu. Troppo forte. Meglio di così. Vedete come trasmetto sensazioni anche attraverso cacofonie. Ma è il bello di essere persone che trasmettono. Bisogna sfiorare tante corde in modo differente, molto differente, e cerchiamo di farlo su queste frequenze anche con personaggi diversi, perché c'è Sammy Varin, c'è Giulio Cainarca, c'è Giovanni Sallusti, c'è l'Antonino Danna, cioè capite quanti modi diversi di trasmettere. Intanto sono le 9:37, il buongiorno rinnovato a chi mi avesse appena acceso, ma ricordate che su Facebook, su YouTube ci sono gli streaming, potete riascoltare queste trasmissioni quando e come volete e condividerle anche sul sito radiolibertà.net. Cliccando podcast saltano fuori le trasmissioni che potete riascoltare e addirittura scaricare, magari spedire a parenti o amici. Dove siamo? Cosa facciamo? Mamma mia, più tardi parleremo anche degli appuntamenti targati Lega sul territorio, perché nelle prossime ore ne partono di belli. Poi questo weekend e il prossimo sarà una gazebata gigantesca per promuovere Pontida, ma in particolare questa domenica in provincia di Bergamo, a Martinengo, c'è un evento anche molto importante per rilanciare alla grande la Lega. Intanto però facciamoci un giro sul Corriere, naturalmente
Armani, l'abbraccio del mondo al signore della moda. Di spalla il sì dei volenterosi a truppe per Kiev, i diktat di Trump, le proposte dell'Italia, il summit dei volenterosi all'Eliseo, ecco il piano dei 26 paesi per dare garanzie a Kiev. Macron dice precondizioni di Mosca immorali e illegali, la Meloni dice l'Italia non invierà truppe in Ucraina e Berlino su questo decideremo a tempo debito. Poi naturalmente la telenovela De Caro avverte Line, se c'è vendola non corro. E ancora, sempre sul quotidiano Il Corriere, Massimo Gramellini scherza anche lui su D'Alema dicendo carri armati di pace. Beh, Gramellini, io allargherei anche un po' la situazione a chi vuole dare armi e addirittura truppe per l'Ucraina, però, nel vedere il D'Alema sottotitolato in cinese sostenere che da Pechino era arrivato un messaggio per la pace nel mondo, ho temuto di essermi perso qualcosa. Eppure in piazza Tiananmen non avevo visto sfilare pacifisti e crocerossine, ma missili grossi come Baobab e carri armati di ultima generazione. E in tribuna non avevo rintracciato un Gandhi o un Mandela, ma quel personaggino a modo di Kim Jong-un, uno dei leader diversamente femministi dell'Iran, e il capo della giunta militare birmana, per tacere di Xi Jinping martire e di quell'altro francescano, padre Vladimir. Tutti galantuomini da cui scapperei a gambe levate se li incontrassi in una strada buia, ma anche in una illuminata. Chissà che cosa avrebbero detto i tantissimi che in Italia la pensano come D'Alema se quella mostruosa esibizione di celodurismo atomico allestita per il diletto di un gruppo di satrapi maschi fosse stata organizzata in Europa o negli Stati Uniti del puzzone in chef. Avrebbero parlato di messaggio per la pace o non piuttosto di segnale provocatorio, violento, minaccioso, sprezzante? A chi sostiene che il cancro del mondo sia l'Occidente e nel dirlo si ostina a considerarsi un anticonformista e un emarginato, vorrei dare una notizia. Il nuovo mainstream è D'Alema, siete voi, siamo noi la nuova minoranza reietta, noi che nonostante tutto continuiamo a pensare che l'Occidente sia il peggiore dei posti possibili, esclusi tutti gli altri. Così Massimo Gramellini oggi sul quotidiano Il Corriere. Giro pagina, vado avanti e proprio sull'argomento guerra, sul suolo, in mare o nell'aria, i 26 volenterosi e la sicurezza per Kiev. Macron pronti dopo la tregua. Zelensky passo concreto. Non si scioglie il nodo sul ruolo USA. Ricordiamo che cosa vuol dire questo termine volenterosi. Con il termine volenterosi si indicano gli alleati di Kiev contro Mosca. La coalizione è stata ufficialmente nata il 17 febbraio 2025 a Parigi su iniziativa di Macron e Starmer. Riunisce 37 paesi, compresi stati membri dell'Unione Europea, della NATO, del Commonwealth e altre potenze come Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Da metà febbraio Parigi e Londra, alla guida di questi volenterosi, hanno tenuto numerose riunioni di pianificazione a livello di capi di Stato Maggiore e ministri. Le garanzie di sicurezza sono presentate come un mezzo per impedire una ripresa del conflitto. La coalizione, che è andata poi ingrandendosi, nasce in risposta alla telefonata tra Trump e Putin del 12 febbraio, proprio per cercare di garantire l'alleato ucraino anche a fronte del cambio di politica messo in atto dal presidente USA. Tra aprile e giugno si sono tenuti round negoziali tra le delegazioni ucraine e Russia a Istanbul, che però non hanno portato né un cessate il fuoco né tantomeno una soluzione del conflitto, ma solo a scambi di prigionieri. In seguito ma va avanti ancora. Praticamente non è servito finora assolutamente a nulla questo gruppo dei volenterosi. Però Virginia Piccolillo sul quotidiano Il Corriere ricorda che Meloni ribadisce il no all'invio di truppe, ma spinge per l'articolo 5.
La conferma del no all'invio di nostri militari in Ucraina, la conferma del sì alle garanzie simil NATO per Kiev da far scattare dopo la firma della pace, la riaffermazione dell'obiettivo di una pace giusta e duratura, ma anche l'offerta di contribuire all'impegno internazionale con il monitoraggio e la formazione di personale ucraino, sempre però al di fuori del territorio ucraino. L'intervento di Giorgia Meloni al vertice dei volenterosi, sempre da remoto, ha avuto una sfumatura di novità. Sebbene la premier italiana sia rimasta ferma sul punto cruciale, vale a dire chi dovrà mettere in pratica sul campo le garanzie di sicurezza per Kiev da tutti auspicate, non solo nel momento di dispiegare una forza internazionale di peacekeeping, quella roba lì, ma anche nel caso infausto che Putin pungesse vaghezza di violare quelle garanzie. Di fronte a questo sarebbero 3 i gruppi che secondo il Financial Times si sarebbero delineati nel vertice, quelli appunto del no ai nostri militari a Kiev, come l'Italia e la Polonia, quelli del pronti a partire, con in testa l'attuale presidente Macron e con il premier britannico Starmer, sia pure a patto che anche gli USA facciano questo, e quello del forse sì, forse no. C'era una canzone di Pupo che si chiamava Forse, il più numeroso, che attualmente include anche la Germania. Posizioni diversificate che hanno costretto a vari equilibrismi pur di arrivare a una posizione vagamente unitaria, come voler specificare che l'impegno comune sarà di terra, aria e mare, Air, Wind and Fire, Boogie Wonderland, ma nel ribadire l'indisponibilità dell'Italia a inviare soldati in Ucraina. Faccio fatica a proseguire questo articolo, ragazzi, perché dire che è fuffa non chi scrive l'articolo, ma nel senso che c'è la ciccia, dove sta la panza variniana. Meloni ha aperto al supporto di un eventuale cessate il fuoco con iniziative di monitoraggio e formazione. Non è del tutto chiaro come e da chi verrà declinato questo impegno, tuttavia va bene addestramento e se smettono di sparare addestriamo. Va bene, ho perso 10 minuti di tempo leggendo questo articolo, ma va avanti ancora sul quotidiano Il Corriere. Capisci perché non mi ci devo neanche mettere su queste argomentazioni, perché ci sono fiumi di inchiostro perso, con quello che costa l'inchiostro oggigiorno. Infatti i giornali non li compra più nessuno. Vado avanti, certo, e arrivo alle polemiche di casa nostra. De Caro non cede alle pressioni PD, ragazzi. Telenovela De Caro. Se c'è Vendola non mi candido. Decine di messaggi sul telefono dell'eurodeputato, il sospetto tra i Dem sul ruolo dei riformisti, ragazzi miei. Il generoso passo indietro di Michele Emiliano non ha risolto la partita. L'arbitro sta per fischiare la fine dell'incontro scontro tutto interno al centro-sinistra e il nome del candidato governatore della Puglia ancora non c'è. Mamma mia, ragazzi miei, a sinistra Senkun Shah, Magliatori, eccolo qua, Michele Emiliano, Antonio De Caro, Nichi Vendola, Francesco Boccia. A sinistra Lenshi, a destra le Miccatan Mei, il faccia a faccia a Venezia. Veneto, Salvini incontra Zaia, spinta per un nome della Lega, l'ipotesi del doge capolista, si scrive oggi sul Corriere. E naturalmente Martina Zabbon cerca di spiegare che non si sa ancora assolutamente niente, ma puntini, ragazzi, mica vi devo dire tutto, procuratevi il quotidiano Il Corriere, se proprio volete. Il Fatto Quotidiano si staglia completamente come titolazione scrivendo: Herzog fa il furbo, il Papa lo incalza, dicendo pace e 2 stati. La visita storica, il presidente di Israele prova a nascondere Gaza mentre le stragi continuano. Leone chiede i negoziati, ma Netanyahu respinge l'offerta di tregua con tutti gli ostaggi liberi. Bombe su tende sicure, altre 69 morti, 45 milioni per la propaganda web. Così quest'oggi il Fatto Quotidiano, che parla anche di Salvini and Company, partite IVA
Altro regalo, flat tax fino a 100.000 euro, ma lo Stato ci ha già rimesso 3,5 miliardi e quelli che vogliono reintrodurre il reddito di cittadinanza. Nuova campagna della Lega. Sebbene i dati smentiscano effetti sul recupero dell'evasione, il governo lavora ad ampliare il favore agli autonomi tassandoli solamente del 15%. Questo, naturalmente, riguarda coloro che non percepiranno il reddito dei 5 Stelle del PD nelle regioni del sud dove voteranno quei partiti. Giro pagina, signori. Il quotidiano Il Giornale titola quest'oggi "Il re è morto". All'interno, chiaramente, vi dicevo, il record di Repubblica con 14-15 paginoni per ricordare Giorgio Armani, ma anche il Giornale lo ricorda dicendo un impero da 12 miliardi, immobili, hotel, ristoranti, lo stilista che ha chiuso il suo primo bilancio a fine 1976 non ha mai smesso di investire i profitti e l'ultima cosa che aveva comprato, ricorderete, la capannina storico locale che dall'anno prossimo sarà gestione Armani, e chiaramente siamo tutti un po' curiosi di rivederla, di rivisitarla. Qualcuno magari c'è stata tanti anni fa. Per ricordare Giorgio Armani, no, non vi leggo i vari epitafi, le varie cose, vi comprate un giornale se vi interessa o vi accendete qualunque telegiornale. Io invece leggo l'articolo di Stefano Zurlo che per ricordare Armani parla di 5 coppie etero in défilé, l'ultima provocazione politicamente scorretta. E la frase di Armani: un omosessuale è prima di tutto un uomo. Così Armani si attirò gli strali del conformismo gay. Non era legato ad alcun carro politico e soprattutto non si era consegnato all'ideologia del politically correct. Armani viveva la sua omosessualità senza enfasi, senza innalzare cartelli, senza annunciare dogmi e anzi più di una volta aveva sferzato un certo conformismo del mondo gay. Nel 2015 Re Giorgio affida una riflessione controcorrente al Sunday Times: un uomo omosessuale è uomo al 100%, non ha bisogno di vestirsi da omosessuale, non ha la necessità di marcare la propria identità. Altro che gay pride, altro che sfilate e proteste davanti al palazzo, non gli interessava, anzi non sopportava l'affiliazione o peggio la militanza in qualche movimento che sdoganasse i gay. Questa mentalità non gli apparteneva, anzi la rifuggiva. Quando l'omosessualità è esibita all'estremo, dichiara in quel colloquio con il giornale britannico, come per dire «Ah, sai, sono omosessuale», questo è qualcosa che non ha niente a che fare con me. Un uomo deve essere un uomo. Un omosessuale è anzitutto un uomo, solo dopo è un gay. Di conseguenza è chiamato a vivere con discrezione la sua vicenda. Attenzione, non è un incitamento all'ipocrisia, alla finzione, alla dissimulazione. Al contrario, non c'è bisogno di spingere né tantomeno di scandalizzare o di trasformare la propria cifra sessuale in uno strumento di battaglia politica. Un percorso, se si vuole tentare un paragone, parallelo a quello di un grande artista come Lucio Dalla, che era lontanissimo dalle crociate di alcuni componenti della comunità gay. Non sapevamo neanche che fosse gay, sinceramente. Frange sempre sul piede di guerra, in un turbine di polemiche e provocazioni, pronti ad accusare di omofobia chiunque non fosse schierato dalla loro parte, intesa naturalmente come l'unica nobile, progressista e illuminata. C'è un nesso tra questi due gesti, tra questi due geni che hanno regalato all'Italia talento e creatività. Tutti e due erano fuori dal campo di battaglia, anzi erano infastiditi dai continui richiami alla condizione gay. Una cifra estetica insieme morale. No ai corpi maschili quando sono ridotti a un'esplosione di muscoli, no alle requisitorie scagliate da una minoranza contro il resto della società. Nel 2023, nell'ultima giornata della moda milanese maschile, Armani fa camminare sulla passerella 5 coppie tradizionali, composte da un uomo e da una donna.
Una scelta precisa, confessa in quell'occasione alla stampa. Volevo rivedere una coppia carina, seria. Si parla di un uomo e di una donna che si vogliono bene, che si amano. Facciamo vedere questa realtà che piace a tutti. È molto tradizionale Armani, sembra quasi ignorare volutamente tutte le questioni che i gay hanno sollevato spingendo sul pedale dei diritti civili. Poi ci sono le trasgressioni, le varianti, le modernità, il suo commento stringato quasi una concessione alle opinioni dei più. Vanno bene, non dico nulla, ma la conclusione sembra un inno all'eterosessualità. Un uomo e una donna che si amano, piacciono a tutti. Insomma, è il modello conservatore ad attrarlo. I comizi delle icone del movimento gay vengono accolte con freddezza, se non ostilità, e le avanguardie gay contraccambiano senza concedergli nulla. Anzi, da parte di Armani si legge su gay.it un'uscita infelice, ancorata a una visione eteronormativa così clamorosamente anacronistica, legata a un'Italia bigotta che tutti noi vorremmo passata, archiviata, molto banalmente aggiornata. Così il signore del Made in Italy diventa un reazionario, o quasi, e oggi molti esponenti di quella cultura fanno a gara a scansarlo, a non ricordarlo, a non dedicargli nemmeno una parola. Provocatorio sicuramente, ma interessante. Stefano Zurlo quest'oggi sul quotidiano Il Giornale alle 9.54 con il buongiorno rinnovato da parte di Sammy Varini e buonasera a chi ci segue in replica ancora qualche istante del quotidiano Il Giornale, che a pagina 11 dice: Meloni è un retroscena con Adalberto Signore, no a truppe, sì al sostegno logistico. Roma sulla linea di Berlino e Varsavia. La Premier: Mosca non può essere sede negoziale. L'addestramento sui SAMT. L'Italia pronta a mettere a disposizione basi militari, radar e satelliti. La prossima settimana riunione dei democratici su articolo 5 e garanzie. E tutti vorremmo sapere qualche cosa di più su questa storia dell'articolo 5, che è quella cosa per cui, insomma, se attacchi qualcuno che fa parte del club, tutti lo devono difendere. E io ci metto un punto interrogativo. Tutti? Punto di domanda. Torneremo sull'argomento e purtroppo Adalberto Signore non ci sa rispondere in questo articolo, anche se ci mette qualche dubbiettino. Pagina 13, quotidiano Il Giornale, un boss turco dietro il fallito attentato. Si ritorna a Viterbo, all'allarme terrorismo che non tutti mettono in pagina. Arrestati a Viterbo 2 uomini armati di mitra pronti al blitz durante la festa cittadina. Che ci fosse qualcosa che non andava, i partecipanti alla festa di Santa Rosa a Viterbo se ne sono accorti, perché il tradizionale trasporto della macchina della Santa Illuminata, che di solito avviene al buio, mercoledì sera è avvenuto con tutte le luci accese. Così quest'oggi sul Giornale, che parla con Felice Manti anche chiaramente di terrorismo curdo, perché quelli sono passati anche di lì, dall'ISIS al PKK fino ai lupi grigi. La mafia del Bosforo invade l'Italia. I clan curdi trafficano droga, sigarette e immigrati. L'attentato ai rivali e la minaccia: faccio saltare tutto. Mezzo paginone potentissimo oggi sul quotidiano Il Giornale. Che poi, a proposito di guerra e di guerrafondai, ma gli vogliamo bene, intervista Pina Picerno. No, vogliamo bene anche alla Picerno, ci mancherebbe, ma si parla di D'Alema. La Picerno dice: Massimo D'Alema non si illuda, nessuna pace dalla Cina. La vicepresidente del Parlamento UE sulla visita a Pechino di D'Alema: una volta trattava con Blair e Clinton, puntini puntini.
chiaramente se volete saperne di più, un po' più in basso con Luca Fazzo si ricorda nel Focus le spericolate manovre dell'ex comunista con il pallino degli affari e del buon vino. Con le sue società vende barche, acquista tenute agricole e finisce nei guai per una fornitura di elicotteri alla Colombia. E chi ci guarda in radiovisione lo vede, Massimo D'Alema in mezzo ai guerrafondai con tutte le scritte cinesi, che sembrava veramente una roba di intelligenza artificiale, e invece c'è andato davvero. Stiamo per fermarci, signori, tra poco c'è la pausa e con un pezzo nuovo di un gruppo che si chiamano I Mastro, tutto attaccato. I Mastro, tu dici ma allora è un gruppo o è uno solo? E che ne so. I Mastro, tra poco vi trasmetterò Lei dagli occhi di sole. Ricorda un po' i tuoi occhi di sole, qualcuno? No, non c'entra niente, ma l'atmosfera è molto retro. Sono Vito e Alberto che ci riportano nel pop melodico del passato, ma subito dopo le 10 avremo un collegamento con una sezione della Lega, quella di Martinengo in provincia di Bergamo, ma prima ancora, tornerò. Questa volta devo andare sulla Stampa, cavolo, sì, passo dalla Stampa, d'accordo. La Stampa, vi leggerò l'approfondimento del quotidiano La Stampa e poi manca libero, se manca libero manca l'aria. Restate lì, pochi minuti e torniamo in onda. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Lei dagli occhi di sole riscaldava ogni mare, non pensava all'amore, ma diceva di sé quello che io vorrei. È un amore per sempre, lo diceva ascoltando con me la musica re, ma intanto per lei tutti erano ormai persi perdutamente, per quegli occhi in un'alta marea, idea di una dea vivente. Lei silenzi e parole colorava l'estate, così bella e normale, lei diceva di sé, uno solo vorrei, un amore importante, lo diceva ascoltando con me la musica re, ma intanto per lei tutti erano ormai persi perdutamente, per quegli occhi in un'alta marea, idea di una dea vivente. Quello che io vorrei
diceva ascoltando con me la musica re, ma intanto per lei tutti erano mai persi perdutamente, per quegli occhi in un'alta marea, l'idea di una dea vivente, tutti erano mai persi perdutamente, per quegli occhi in un'alta marea, l'idea di una dea vivente. O tutti a cantarla questa canzone, na 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 na, un po' Alan Sorrenti, un po' Bisonti, lei dagli occhi di sole, si intitola questo pezzo, ma è nuovo, nuovissimo, però c'ha un'atmosfera retro stupenda. Il gruppo si chiama I Mastro, tutto attaccato, Vito e Alberto che ci riportano nel pop melodico del passato che non esiste più tra gli artisti di oggi, una cosa vergognosa. L'Italia è il paese della musica e della melodia stracciata in questo modo. Bravi, bravi I Mastro. Questi sono gli artisti indipendenti che non gireranno mai sulle grosse reti perché non le pagano. Tra qualche minuto ci collegheremo con una lega che ha voglia di ripartire, quella di Martinengo in provincia di Bergamo. Prima però il quotidiano La Stampa, Armani l'Italia, titola oggi La Stampa, e poi i volenterosi, 26 paesi in difesa di Kiev. Entrando all'interno, la Presidente del Consiglio ai volenterosi ha detto Mosca non può essere la sede dei colloqui, niente truppe a Kiev, ipotesi militari addestrati in Italia. Non succede assolutamente niente, però appunto si parla anche della possibilità delle garanzie di sicurezza sul modello dell'articolo 5 che viene sventolato ogni tanto come un fantasma, ma nessuno dice cosa voglia dire, cosa potrebbe accadere, e quindi noi chiaramente non lo sappiamo. Scherzo un po', ma solo 2 minuti, con il Minimum Pax di Luca Bottura. Vediamo se riesco a farvi ridere. Si intitola Mi vendola. Mi vendo. L'Italia continua a proporre di difendere l'Ucraina con una specie di articolo 5 della NATO, ma senza farla entrare nella NATO e soprattutto ribadendo che noi là a combattere non ci andiamo manco per scherzo. Non è un governo, è un film di Alberto Sordi, per la precisione, visto che intanto continuiamo a vendere armi a mezzo mondo, finché c'è guerra c'è speranza. Tra l'altro, se si trattasse di andare davvero in soccorso armato all'Ucraina, l'Italia non potrebbe esimersi per ovvie ragioni di equilibri internazionali, ma a quel punto basterebbe che Meloni chiamasse in causa la patria, l'eroismo italiano, eccetera. Tanto i suoi elettori hanno la memoria del pesce nero. Intanto, per chiamarsi fuori e tener buono Salvini, Meloni starebbe tentando di organizzare una coalizione con gli altri paesi che lanciano il sesso e nascondono l'intero braccio. Gli indolenti, non so se è un refuso, lanciano il sesso al posto del sasso e nascondono l'intero braccio. È durato a lungo dovete ridere. È Luca Bottura sulla Stampa, lo so che non fa ridere, però dovete ridere. È durato a lungo l'incontro tra Papa Leone e il presidente israeliano Herzog, che Sua Santità non voleva saperne di dichiarare Vaticano l'intero Lazio tra il grande Tevere e Ostia. Si è svolta ieri a Washington la cena di tutti i giganti dell'high tech, Apple compresa, che d'ora in poi cambia slogan in Think Indifferent. Prosegue la querela in Puglia tra il candidato in pectore De Caro e i suoi predecessori. Ora non gli basta più che Vendola non si candidi, deve evitare di andare a votare, togliersi l'orecchino e dichiararsi, se non eterosessuale, comunque sentimentalmente curioso. Come tutti, anch'io ho un ricordo personale sul grande Giorgio Armani. Siccome mi vesto come un sacco di immondizia, ogni mese mi versava una cifra altissima, a patto che non indossassi qualcosa di suo neanche per sbaglio.
Paolo Brosio ha attaccato Mediaset perché, parole sue, si è comportata come se non volesse far ricordare cosa aveva fatto Emilio Fede, invece di ringraziare. Non per piaggeria, ma per sincero entusiasmo ho scritto questa rubrica dopo essermi trasferito a Kragujevac, cioè dove c'è andato appunto il Paolo Brosio. Spero che stiate ridendo, non stanno ridendo. E allora, signori, tra pochi istanti parleremo di Lega che riparte. Il tempo di andare a fare un giro sul quotidiano Libero, che fa polemica anche sulla morte di Giorgio Armani, dicendo non tiratelo per la giacca. Armani se ne va a 91 anni da indiscusso sovrano della moda. La sinistra ha tentato di farlo suo, chiamandolo liberatore delle donne, ma lui ha reso libero solo il suo genio. All'interno si sfruguglia sulla flotilla, pagina 7 di Libero, ragazzi, e scopriamo che dietro la crociera anti-Israele c'è una colletta milionaria per comprare le barche. Gli organizzatori hanno acquistato 50 natanti usati. Fermata a Venezia la Lancia Propal di Anna Foglietta, alla Sapienza bruciate foto del premier. Insomma, alle spalle finanziarie della missione mediatica c'è anche una colletta internazionale che a fine agosto aveva già sfruttato 350.000 euro in donazioni per acquistare le imbarcazioni della flotilla per Gaza. Se volete saperne di più, è molto interessante perché ne parla soltanto Libero quest'oggi. Pagina 7. Libero ricorda anche lo scudo penale ai medici, via libera dal governo, la strategia sulla sanità. Il disegno di legge varato dal Consiglio dei Ministri prevede la punibilità dei sanitari solo in caso di colpa grave. Schillaci, non favoriamo l'impunità. E più in basso il provvedimento sui migranti regolari, più controlli ai permessi di soggiorno. Ok al decreto che punta anche a velocizzare le pratiche per gli stranieri che lavorano, lotta rafforzata al caporalato. Ultima segnalazione sul quotidiano Libero, la rivoluzione nella scuola, sarà bocciato chi fa scena muta alla maturità. Il ministro Valditara illustra le novità, chi tace volontariamente all'orale, ripete l'anno, premiati i più responsabili. E poi c'è ancora qualche cosa sul Libero? Fammi vedere. L'ultima certamente. Sì, ormai è una moda, mio marito, mia moglie 1, mia moglie 2, cosa non stiamo scoprendo che ci sta facendo internet, ragazzi? L'inchiesta a Treviso, sul sito individuati 150 contenuti italiani, sul web i video rubati nelle case con 2000 telecamere hackerate. Gli iscritti potevano comprare le immagini prese in abitazioni, centri estetici, studi medici o avere l'accesso a una webcam per contenuti esclusivi o addirittura prenderne il controllo. Ultimissima, ma proprio ultimissima segnalazione, qui siamo al colmo veramente. Ora i borseggiatori denunciano chi li riprende mentre rubano, cioè possiamo vedere gli spogliatoi nelle webcam, ma non possiamo riprendere chi ruba. Veneziani contro i ladri, ma siete pazzi? È veramente il mondo al contrario. Ora i ladri denunciano le vittime. Succede a Venezia, la laguna degli innamorati e dei derubati, dove il paradosso ha messo radici tra le calli e i giardinetti. Alcuni tra i borseggiatori più noti di Venezia, si noti perché ormai sono volti ricorrenti sulle bacheche sociali, hanno deciso di passare al contrattacco, non più solo tasche altrui da svuotare, ma denunce contro chi li filma, li fotografa e li smaschera in rete. E qua mi fermo, certamente per saperne di più il quotidiano Libero è tutto vostro. E a proposito di Lega e di una Lega che cresce e molto spesso riparte alla grande, ci colleghiamo con Simone Ratti da Bergamo. Buongiorno Simone.
Buongiorno Sammy, buongiorno, sono perfettamente udibile? Sei udibile. Mi sentite forte e chiaro? Forte e chiaro, mi dicono che è passato un'estate travagliata, ma perché? Ci sarà un motivo, ma è vero che fai l'ostetrico alle nascite, ma alle nascite anche alla rinascita della Lega. Spiegano un attimo cosa sta bollendo in pentola dalle parti di Martinengo, in provincia di Bergamo. Effettivamente sì, caro Sammy, ho passato le mie vacanze, o meglio, parte del tempo che mi sono ritagliato tra lavoro e vacanze a praticare questa nuova attività, l'ostetrico, metafora di quello che ho fatto, ma effettivamente sì, l'ostetrico, perché finalmente, dopo 3 mesi di travaglio, domenica 7, cioè domenica prossima, la prossima che arriva, 7, alle ore 11, la sezione di Martinengo in provincia di Bergamo, presso la sala civica di Piazza Padre Orisio, darà i natali al nuovo corso della Lega, al nuovo corso della sezione. E per questa occasione avremo ospiti importanti, avremo la nostra grandissima Silvia Sardone, la nostra assessore alla Regione Lombardia, la Claudia Maria Terzi, la grandissima senatrice Desi Pirovano, il nostro consigliere regionale Giovanni Maranchini, e in ambito territoriale, visto che noi qui nella Bassa siamo contigui e abbiamo ottimi rapporti con il Bresciano, la segretaria provinciale della Lega di Brescia, la bellissima e bravissima Roberta Sisti, e il nostro bravissimo segretario provinciale di Bergamo Fabrizio Sala. E oltre a questo abbiamo anche il gazebo in Piazza Maggiore davanti al Palazzo Comunale per il tesseramento e per ricominciare a fare politica, quella vera, in mezzo alla gente, stringendoci la mano e programmare il futuro che verrà. E questo ci piace, e quindi dire qualcosa di leghista, la Lega che ritorna alle origini e fa capire soprattutto che non si è mai discostata dalla sua identità. È chiaro che una Lega che poi fa parte della compagine di governo deve fare squadra con altri partiti, con altri movimenti, ma la quadra si trova, e in effetti lo ricordiamo, questo gazebo, oltre a rilanciare la Lega in quel di Martinengo in provincia di Bergamo, è propedeutico, quindi avvicina, come altri gazebo che ci saranno proprio questo e il prossimo weekend in tutta la Lombardia, avvicina alla grande Pontida 2025, quella di domenica 21 di settembre sul Sacro Pratone di Pontida in provincia di Bergamo. Quindi una Lega che prepara sorprese sul fronte autonomia, sul fronte federalismo, e lo abbiamo anticipato qualche settimana fa con Calderoli sul Monviso, quella famosa frase "peccato non aver finito il lavoro", che tanta polemica ha fatto sui giornali, significa solo una cosa, ragazzi, che abbiamo parlato di federalismo, di autonomia, addirittura abbiamo esagerato parlando di secessione per portare il problema davanti all'uscio del governo, del Presidente della Repubblica, vari Presidenti della Repubblica, per fargli capire che ci voleva il cambiamento, che era importante, era urgente. Chiaro, i tempi italiani li conosciamo, ma il cambiamento sta davvero arrivando e passa, guarda caso, proprio dalla sezione della Lega di Martinengo in provincia di Bergamo questa domenica 7 settembre. È vero? Assolutamente sì, Sammy, assolutamente sì. Posso fare una chiosa finale? Certo. Uno dei concetti cardine è proprio l'identità. L'identità è da scriversi e mandarsi a memoria a caratteri cubitali. Uno dei più grandi problemi di questo paese e dell'Occidente di origine, diciamo,
del ceppo caucasico è la desertificazione dell'identità. Ma noi avevamo un grande uomo che ha infiammato le nostre anime, o almeno la mia, nel lontano 1988. Si chiamava Umberto, di nome e di cognome Bossi, e una delle prime cose alle quali mi ha fatto prestare attenzione era l'idem sentire, che è ciò che accomuna i popoli, è ciò che accomuna la terra. Quindi, rifacendoci anche al bellissimo discorso che ha fatto la Presidente Meloni nel meeting di Rimini, la frase di Thomas Stern Eliot: costruiamo nei luoghi desertici con mattoni nuovi. I mattoni nuovi sono le nuove generazioni. Dobbiamo riavvicinarli, dobbiamo dare loro l'idem sentire. E noi abbiamo iniziato, guarda nell'immagine che stai mandando, ci sono i mattoni nuovi, oltre alle vecchie glorie. Noi ripartiamo da questo, un unicum livello di pensiero tra noi che siamo i nonni e i nostri nipoti. È questo il legame spirituale che dobbiamo cercare. E poi ricordatevi, il federalismo è sovranismo al cubo e viceversa. Grazie Sammy per l'opportunità. Grazie davvero a Simone Ratti da Martinengo in provincia di Bergamo. Un invito quindi per questa domenica 7 settembre, la mattina già alle 9 il gazebo nella piazza principale, poi alle 11 signori gli ospitoni che arrivano a Martinengo presso la sala civica ex biblioteca comunale in piazza Orisio, con in primo piano la vice segretaria della Lega ed europarlamentare Silvia Sardone. Chiaramente, se volete incrociarla dovete passare domenica 7 settembre a partire dalle 11 a Martinengo in provincia di Bergamo, con un invito, ragazzi, ai leghisti vecchi e nuovi, ma soprattutto a quelli vecchi: non ricominciamo a farci le leghe. Le abbiamo già fatte negli anni 80 e 90, ragazzi, non sono servite assolutamente a nulla inventarsi nuove leghe o nuovi partiti, non serve a nulla se non a far sorridere il PD. 10:19, si cambia argomento e apro anche le linee. Dai, abbiamo 10 minuti tutti vostri, signore e signori. Chi vuole entrare in diretta con Sammy Varin commentando le notizie del giorno adesso lo può fare. Chiamate 0292947222. Questo è il numero riservato alla diretta. Chi vuole parlare in diretta, come si faceva un tempo nelle prime radio libere, può chiamare 0292947222, ma potete anche lanciare un messaggio attraverso WhatsApp inviandolo adesso al 340 67 09 659. È il metodo più semplice e veloce, e chi lo manda adesso glielo leggo al volo, ma anche se lo mandate in qualunque orario del giorno o della notte, tranquilli, non c'è problema. Il primo che arriva, primo speaker, il primo giornalista che entra in diretta, vi legge il messaggio. Marco da Milano non è proprio riuscito a ridere dopo quello che ho letto di Bottura sulla stampa. Bravo Sammy, avvisaci quando è il momento di ridere su ciò che blatera Bottura. Ma io penso che non ridano neanche i lettori della stampa, non lo so, non riesco. Sammy, tu sai cosa vuol dire pace giusta? Sai qualcosa che ci illumini sul risultato dell'accordo con Mosca? No, ragazzi, è come alla processione di Viterbo, luci spente, ma meglio tenerle accese in questo caso. C'è anche un messaggio audio? Sì, dai, sul cursore, fammi sentire cosa dice questo qua. Sentiamo. Ciao Sammy, Vuoi là? non capisco le perplessità o le critiche perché D'Alema è andato alla parata militare. Cioè, è questione di un aggiornamento di lavoro, cioè, dimentichiamo che fa il commerciante di armi, mediatore, eccetera. Se trattava i profumi andava al Cosmoprof, se ci voleva aggiornare sui nuovi armamenti, eccetera, è andato a una parata militare. Sai che loro possono fare tutto.
Ciao, Marta Crema. Grazie caro, è vero, e loro possono fare tutto, ma chissà quando torna in Italia, se ci spiegherà meglio di cosa si è trattato da quelle parti. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, sono in linea? Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno, sempre bentornato. Grazie. Ascolta, io volevo fare due considerazioni. La prima è questa. Sembra che nel mondo, per qualcuno, in Italia esiste solo la Palestina. Cos'è? La nuova patria. A me sembra che i problemi di genocidio ci siano anche in altre nazioni. Per esempio, in Nigeria c'è in atto un genocidio dei cristiani spaventoso. In tutta l'Africa occidentale lo stesso. C'è in Sud America, in assoluto soccorso, nessuno parla di quel che sta accadendo nel Mar dei Caraibi, in Venezuela, dove finalmente qualcuno sta cercando di bloccare la fabbrica mondiale della droga. Ma di questo nessuno parla. Mi sembra che appena qualcuno accenni a una politica della difesa, diventano tutti pacifisti. Poi qualcuno va a vedere le parate militari e si bea delle armi altrui. Cerca di spiegare questi arcani, perché sono veramente degli arcani incomprensibili. Grazie, ciao. E io ti ringrazio di averci messo la pulce nell'orecchio e delle violenze contro i cattolici. Se ne è parlato proprio ieri nella trasmissione Sic et Non. Cercatela sul podcast di Radio Libertà. C'è il generale Vannacci? Abbiamo il generale Vannacci che vuole dire qualcosa. Sentiamo. Vannacci non è come la von der Leyen, non viaggia con l'aereo privato, viaggia con Ryanair. Adesso vediamo se i russi faranno il jamming del GPS anche di questo aereo. Ciao a tutti. Si scherza naturalmente, però pare che ci abbia azzeccato Vannacci, insomma, tutti questi disturbi non esistevano, comunque ha avuto qualche problema all'aereo. 0292947222, certamente stiamo accogliendo i vostri messaggi, le vostre meditazioni. Buongiorno Samuele, Luca, provincia di Brescia, con le leghe non si va da nessuna parte, ma a me non sembra che la Lega senza Nord e Sole delle Alpi sia andata molto lontano. 8% a livello nazionale. Ma caro Luca, te l'ho detto tante volte, la politica è una giostra. Gli italiani fanno così da sempre. Vedi ciò che è successo in passato con altri leader, quindi prima ti vogliono su nell'Empireo e poi girano da un'altra parte. Adesso è il momento della Meloni. Ma il bello di fare squadra, signori, è di mettere nero su bianco il programma del tuo partito, del tuo movimento, che sono poi le proteste di milioni di cittadini che sono diventate nel tempo proposte, e queste proposte sono proprio lì sul tavolo, ragazzi, e vedere le proposte sul tavolo che stanno per essere accolte, che il 21 di settembre verranno messe sul palco addirittura facendoci le leghe, sinceramente puntini. Comunque ripeto, tanto affetto verso coloro che a qualunque età decidono di farsi le leghe, ed è bellissimo perché succedeva anche in tempi passati. La Lega Alpina Lombarda addirittura ce l'eravamo fatta a casa nostra, no? Ma va bene così, signori, e ve l'ho detto, salutatemi tanto il PD che sorride alle vostre leghe. 0292947222. Chi vuole parlare con me? Pronto? Eccomi Sammy, ciao. Eccola. Ciao Sammy, ecco, ascolta, due cose. Alla parata di Kim Jong-un di Pechino, scusami, di Xi Jinping, sì, c'erano dei capi di Stato che loro chiamano dittatori, no? Che però ultimamente chi fa le guerre non sono stati loro, no? Allora, la guerra di Putin non è una guerra, ma è una operazione militare speciale. Ma la guerra l'hanno fatta i democratici in America, giusto? Perché chi ha portato avanti queste cose sono stati vari Obama,
i vari Clinton e i vari, quello che c'era prima, il rincoglionito Biden, ok? Sì, sì. Quindi, benissimo. Poi un'altra cosa, hai voglia il servetto, come ho già avuto modo di dire, il servetto dei Rothschild, Macron e quell'altro, l'ex cos'era, magistrato Starmer, che ha il 10% dei consensi nel suo paese e ha un paese totalmente in rivolta per l'emigrazione, per cui sarebbe meglio che togliesse il disturbo, no? Ok, hai voglia loro a fare le minchiatine, i volenterosini che non ascolta più nessuno. Intanto lo zio d'America e lo zio dell'Est, lo zio della Russia, stanno andando avanti, perché l'America in Russia, in Ucraina non interviene, e quindi Putin, sotto accordo, perché loro, sai che secondo me vanno d'accordissimo, sta conquistando quello che voleva conquistare, cioè l'accesso al mare, il Donbass, eccetera, eccetera. Nel silenzio generale loro fanno quello che hanno già stabilito, ok, cioè soverchiare l'Eurasia e i paesi americani, compreso l'Italia, perché noi sappiamo essere una colonia. Stanno andando avanti nel loro progetto, quindi quelli possono fare tutti gli accordi, cioè li stanno bellamente prendendo per il culo. Grazie cara, grazie. Sempre ben accetta la fotografia che i nostri ascoltatori fanno della realtà. Alberto invece chiede quando la Lega toglierà il canone TV dalla bolletta della luce, tassa ingiusta, regalo di quel pirla. Pirla è dal verbo latino pirlo, pirlas, pirlavi, pirlatum, pirlare, o da pirlo è squisito, aperitivo bresciano. Il pirla di Firenze, no, ci mancherebbe, tanto rispetto, e poi ha introdotto anche altre cose positive. Renzi era andato anche lui al 34%, adesso è un po' pelino ribassato, diciamo così. Speriamo presto. Ultimo messaggio, poi me ne vado. In arrivo Giulio Cainarca sul cursore, sentiamolo. La Lega ha presentato durante la campagna elettorale i suoi programmi. Allora deve assolutamente adesso metterli in pratica, perché c'è la Meloni che fa di tutto perché non venga portato avanti il programma della Lega. Sia chiaro, perché io e anche altri abbiamo votato Lega, non Forza Italia e neanche Fratelli d'Italia. Ecco, per cui insomma alziamo la testa e prima gli italiani. Buona giornata, Anna Maria da Vicenza. Avete ascoltato la rassegna stampa.